Sono due le esperienze limite che il Papa porta nel cuore dopo il viaggio in Bulgaria e Macedonia del Nord. La prima è l'incontro con i poveri nel memoriale di Madre Teresa. Francesco spiega di essere stato colpito dalla mitezza, dalla capacità di accarezzare i poveri, dalla tenerezza delle suore. Oggi noi siamo abituati a insultarci. Un politico insulta l'altro, un vicino insulta l'altro, anche nelle famiglie si insultano fra loro. Non so dire che c'è una cultura dell'insulto, ma l'insulto è un'arma alla mano, no? Anche lo sparlare degli altri, la calunnia, la diffamazione. E vedere queste suore che curavano ogni persona come fosse Gesù. Un'altra esperienza limite che ha consolato il Papa è stata la prima comunione degli oltre 200 bambini a Rakovsky, in Bulgaria. Ho sentito che in quel momento quei 249 bambini erano il futuro della Chiesa, erano il futuro della Bulgaria. Durante il volo c'è tempo anche per parlare dell'incontro con la Chiesa ortodossa. In generale i rapporti sono buoni, spiega Francesco, e c'è buona volontà. Su alcuni temi storici, dice, come la canonizzazione del beato Stepinac, è stata istituita una commissione e si stanno approfondendo alcuni punti. Perché la verità sia chiara. Io non ho paura alla verità, non ho paura. Soltanto ho paura al giudizio di Dio.